ho fatto un aggiornamento sul vulcano Ubinas che, come vi ricordate, aveva diciamo, fatto la sua colonna di cenere oltre 12 km, aveva fatto questa grande eruzione e ancora continua comunque ad eruttare. Quindi giustamente il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per oltre 12 distretti abitativi, e quindi che questi si trovano vicino al vulcano giustamente, e a causa della sua attività molto, diciamo, produttiva di cenere sono stati costretti a fare questa evacuazione. In effetti un'evacuazione molto grande, perché si parla di 30.000 persone che sono già state evacuate. Quindi questa evacuazione vale, diciamo, da oggi per 60 giorni, poi dopo si vedrà, perché il vulcano non accenna, diciamo, a diminuire, quindi sta ancora buttando questa colonna di cenere vulcanica nel cielo, e quindi ci stanno problemi respiratori per la popolazione che abita vicino, e quindi per 12 di distretti abitativi del luogo, ciao Rosa, sono stati necessari fare questa evacuazione. In totale sono 30.000 persone che sono state spostate in luoghi più, diciamo, salutari, quindi in altre città più lontane dal vulcano, sperando che in questi 60 giorni possa, diciamo, calmarsi il vulcano, perché da quel giorno che ha incominciato ad eruttare non si è fermato un solo giorno. Quindi continua questa sua eruzione molto potente nel cielo, quindi sta buttando chilometri e chilometri di metri quadrati di cenere nel cielo. La popolazione giustamente aveva problemi respiratori, e quindi è stato necessario evacuare la zona, diciamo quella sottostante al vulcano. E in totale, come vi ho detto ragazzi, più di 30.000. Ah, dopo vado a vedere. E quindi è stato necessario fare queste evacuazioni di massa. Quindi ragazzi, in caso di ulteriori aggiornamenti io vi terrò come sempre aggiornati, come ho sempre fatto. Quindi l'Ubinas continua ad eruttare, sì, ho capito, avvocatella, e purtroppo questa cenere ha dovuto, non ha dovuto, ha costretto gli abitanti del posto, diciamo, ad andare via, perché ci stavano troppi problemi. Quindi è stata fatta l'evacuazione. Ora si spera che in 60 giorni si faccia questo, diciamo, calmi un po' la situazione e la gente possa ritornare, diciamo, sulle loro case, alle loro abitudini. Purtroppo ragazzi, giustamente dovevano farlo, perché hanno dato le maschere quelle là per la polvere, hanno dato tutto, però purtroppo non serviva a nulla, quindi è stato necessario farla andare via. In caso che faranno ritorno ragazzi, io farò un aggiornamento. Intanto prosegue come sempre la sua eruzione con tutta sta cenere vulcanica che butta in aria, e speriamo che si ferma un po' e dentro 60 giorni la gente potrà ritornare alle loro abitazioni. Ragazzi, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo come sempre con notizie che, lo so, purtroppo sono brutte, ma sono notizie reali, e quindi non è che io me le invento, ma sono cose che succedono in Italia, nel mondo, quindi sono cose insolite che succedono. Fortunatamente, come sempre, anche qui non ci sono feriti né persone in ospedale, quindi già è una cosa positiva. Ragazzi, buona giornata, e mo mi vado a fare un bel caffettino. Ciao a tutti.